Salvatore Mereo, si parla del suo film come di un vero e proprio gioiello, davvero un capolavoro. Ma che cos'è questo film? Lo può raccontare? Intanto ringrazio per chi ne parla, ma il film è un racconto di formazione, la storia di due ragazzine che vivono nella periferia di Cagliari, in una situazione non proprio facile, da cui cercano di uscire con la forza della vita e questo le fa vincere su tutto. La protagonista sogna di fare la cantante, forse non ci crede veramente fino in fondo, la cosa che forse vuole più di tutto è poter vivere in una situazione un po' più semplice di quella che gli è stata data in eredità dalla sua famiglia, dove tutto gli viene tolto, a partire dal sonno, insomma. Contento di questo film, quindi, del successo, ma soprattutto di quello che lei ha realizzato. Ovviamente quando si viene qua si è sempre contenti, è segno che comunque il lavoro in qualche modo è arrivato al primo pubblico, che è quello dei selezionatori, che spesso è un pubblico molto più esigente di quello che normalmente poi si trova in sala. Poi mi sembra che i riscontri, anche oggi vedendo i giornali, siano tutto sommato positivi e incoraggianti. Adesso vediamo. La vera prova poi è quando il film arriva in sala. Poi ci sono uno tra i pochi che ha visto Bellas Mariposas ed è un film che ha una dolcezza, una forza, un'originalità narrativa, una capacità di coinvolgerti che ovviamente fa la differenza. Mereu, ha sentito, è stato chiamato più volte in causa, il suo film doveva essere in concorso. Che ci dice? Non sono in grado di rispondere. Qualsiasi cosa detta in questo momento risulterebbe, come dire, fuori luogo. È evidente che quando si accetta l'idea di una competizione e quindi anche di una selezione, si accettano un po' tutte le possibilità. È vero anche, questo è un piccolo rimprovero che va fatto in qualche modo ai critici, che spesso l'attenzione è focalizzata soltanto sui film in concorso e invece poi si scopre che anche nelle sezioni collaterali di un festival possono passare dei film di un certo interesse. Se l'attenzione tornasse anche poi sui film che passano nelle altre sezioni, probabilmente ci sarebbero anche meno motivi di rammarico. Ecco. Quindi più attenzione per tutte le sezioni, sta dicendo questo, auspica questo per quanto riguarda la mostra d'arte cinematografica di Venezia e non solo. Mereu, guarda i giornali, è davvero difficile bucare, è davvero difficile arrivare a un pubblico. Se un festival deve servire per avvicinarsi al pubblico, a volte la collocazione non felice di un film poi non ti aiuta e quindi bisogna ricominciare a dissodare il terreno come quando non si è ancora selezionati. Ecco. Mereu, lei ha già vinto, mi sembra. Prima della premiazione di domani sera lei ha già vinto a questa mostra. La ringrazio.